Lo sceriffo Gentilini, il nostro prosindaco della città trevigiana, di Treviso, è stato avvistato ieri sul palco. Ma è vero, dove sfilavano tutti i carri mascherati, bello, con un bel sombrero in testa, un bel cappello e lo spumante in mano. Hanno visto così? Il prosecco in mano, e quindi noi... Cucaraccia, la cucaraccia, sindaco, col sombrero in testa, ma che ci fa? Diciamo che io mi sento un po' Speedy Gonzales. È sicuro che è una bella cosa? Perché Speedy Gonzales? Sono lo sceriffo più veloce del nord-est. Non chiediamogli a far cosa, Sì, infatti. Sono cose che non si possono dire. Ma com'è andato il carnevale a Treviso, sceriffo? Bene, molto bene, molto bene. Beh, a questo punto le chiediamo qual è stato il carro vincitore? A me personalmente è piaciuto il carro degli egiziani. Vedi, un po' di storia, bene. Degli egiziani perché, mi scusi? Cosa aveva diverso dagli altri carri? Perché a trainarlo non c'erano trattori o cavalli, ma c'erano gli schiavi. Scusi, ma nel 2010 dove l'avete trovati gli schiavi, sceriffo? I teloni? No, ma scusa. E gli extracomunitari egiziani regolari? Ma ha messo gli extracomunitari e i meridionali a trainare il carro egizio? Certo, è quello che gli spetta. È schiavismo, sceriffo. Giusto per capire, chi è che stava in giuria ieri a votare? Io. Ecco, perché si capisce tutto. Molto lei bene. E poi chi c'era anche? Io e basta. Per forza ha vinto il carro egizio, mi scusi. Si capiscono un sacco di cose, si capiscono. Diciamo che Treviso è sempre stata famosa per la democrazia e per l'ordine e la disciplina. Ma chi è che ha pulito poi tutta la città da coriandoli vari? Ovviamente i teloni? Ma no, prima li ha schiavizzati, poi gli ha fatto pulire la strada. Certo, li ho messi in regola come stradini di Treviso. Ma sceriffo, dai. Sì. Posso farle però una piccola obiezione? Provaci, Pedro. Guarda, le feste sono sempre belle, ma questa cosa del carnevale trevigiano a me sembra tanto un modo per non lavorare, perché si festeggia solo a Treviso questa cosa. Cioè, chiudono tutti i negozi, le aziende. Ma stiamo scherzando? È la verità. Noi diamo lavoro a tanti cittadini che vendono prosecco in centro a Treviso. Intanto io romano ieri ho lavorato, voi trevigiani ieri avete fatto ozio. Non abbiamo oziato. Diciamo che ci siamo presi la meritata vacanza, Pedro, perché se tu, Pedro, dovessi lavorare quanto ho lavorato io, non ti basterebbero 3 vite. C'ha ragione. Ma che c'ha ragione? Ma c'ha ragione. Fa il sindaco, beve prosecco e basta, guarda che il sindaco. C'ha 80 anni, ma non fa niente. Tu hai 40, non hai fatto ma nulla. sono 80 anni che beve prosecco e basta. È la medicina migliore. La cucaraccia, la cucaraccia, la lasciamo, va. La cucaraccia, la cucaraccia, la. Basta prosecco. Ciao sindaco. Ciao. Ancora, basta.